Con Mirko Zagato, organizzatore di questo incontro in Sala Eracle a Portoviro. 2 giorni importanti dove si parla di bodybuilding, ma non solo, c'è un seminario importante che incontrerà esperti del settore, e a Mirko naturalmente chiediamo perché ha scelto Portoviro in primis e cos'è l'importanza di questo incontro. Sì, allora ciao a tutti. Allora, scelto Portoviro già dall'anno scorso e l'evento è andato non bene ma benissimo. Abbiamo scelto di riproporlo a Portoviro in quanto la giunta comunale si è sempre dimostrata più che collaborativa, diciamo. 2 giorni di sport e spettacolo, oggi con un bel seminario per tutti quelli che vorrebbero essere presenti. È un seminario comunque gratuito, sarà Alex Zuccaro ospite d'onore, che è il relatore. Avremo Capanna Michele come cardiologo che ci parlerà dell'aspetto salutistico e l'importanza sugli allenamenti, e avremo Gianluca Degan dove ci parlerà un po' delle tecniche innovative di allenamento. Una manifestazione anche aperta alle donne, c'è un interesse particolare per quanto riguarda il settore femminile? Sì, ci sarà un numero importante quest'anno per quanto riguarda le categorie femminili, soprattutto nelle bikini. Sottolineiamo che questo incontro non è solo esclusivo Veneto o limitrofi, ma tutta Italia, anche qualche parte europea, o sbaglio? Nello specifico sarà la prima data di un tour, diciamo, dove verranno selezionati per il campionato italiano, che sarà Fiuggi, per poi fare la qualifica agli europei e mondiali. I prossimi incontri, i prossimi programmi? Allora, il prossimo incontro sarà il 25 maggio alla Spezia, poi ci saranno altre 2 date al sud, per poi finire a luglio con i campionati italiani che si svolgeranno a Fiuggi. Ti ringrazio, comunque vada, sarà un successo. Assolutamente sì, grazie a tutti, ciao. Appuntamento importante a Portoviro di sport, di benessere, e Portoviro come sempre all'avanguardia, o sbaglio? No, dici il giusto, questa è la seconda edizione, la prima edizione ha avuto moltissimo successo, quindi abbiamo inteso ripeterla, e il prossimo anno abbiamo in mente anche una location ancora più originale. Questa è sicuramente una bella vetrina per la nostra città, ci sono persone che competono e concorrono da diverse regioni, e quindi è anche un motivo per farci conoscere, ma anche per portare l'attenzione su accendere i riflettori su quello che è una cultura che deve essere naturalmente approfondita e cui bisogna anche dare il giusto riconoscimento. Noi abbiamo l'occasione, attraverso queste iniziative che fanno un po' da vetrina, di fare promozione del nostro territorio. Portoviro ha una fortissima vocazione turistica, è una città che ha diverse potenzialità, e noi intendiamo sfruttarle al meglio con ogni occasione.